Amerigo, sei pronto? Oh, ciao, Raccontami sì, per fare cosa? quella storia che tu hai scritto in libro Udine Bellissima. Ah sì, è vero, allora, Prego. sì, beh insomma, cominciamo dal posto giusto per parlare di Udine, della storia di Udine, della sua storia come città, perché siamo sotto il colle di Udine, senza il quale potremmo dire paradossalmente che Udine potrebbe non esserci. Va bene. Perché colle questo tantissimo importante? È importante perché in mezzo alla pianura friulana ha consentito fin dalla preistoria un insediamento di carattere militare, quindi ha sempre funzionato come presidio. Udine come città si è sviluppata molto tardi, ma fino a un certo periodo, cioè fino al Medioevo, è sempre stato poco più che un presidio militare con qualche casa, insomma un piccolo villaggio sostanzialmente. Va bene, vuoi continuare la storia quando saliamo sopra? Sì, sì, certo, lì Andiamo. le cose saranno più chiare quando saremo sopra, insomma, no? Perché eh, in realtà questo presidio militare dovuto proprio al fatto che il colle è un punto di avvistamento, un punto che si può difendere facilmente, è stato la ragione per cui in questo posto si è insediato qualcuno che normalmente forse non avrebbe dovuto esserci perché era, diciamo, al di fuori delle vie principali. Va bene, ok Amerigo. Dove stiamo andando precisamente? Beh, noi stiamo andando alla sommità del colle, che si trova a qualche decina di metri sul piano della città. Lo stiamo percorrendo sul lato est, che è quello opposto al lato dove la città si è sviluppata alle origini. Va bene Amerigo, siamo arrivati in quel posto che tu hai detto importante tantissimo. Che cosa è? Certo, è importante perché, come dicevo prima, il colle è quello che giustifica Udine, perché questo era un posto nella pianura che era al di fuori della viabilità principale. Infatti i centri più importanti si sono attestati sulla centuriazione romana che appunto non passava di qua. Ecco, il Cardo, per intenderci, passava a circa 4-5 km, cioè all'altezza di San Gottardo verso est. Qui non ci si arrivava per sentieri secondari e quindi il colle ha avuto questa importanza, proprio quella di essere interessante ai fini di un'attività militare di presidio che ovviamente ha avuto anche qualche casupola, insomma, un piccolo villaggio. Infatti qua noi adesso vediamo il castello, vediamo che è un palazzo in realtà, e che non era lì all'origine, era più da questa parte. Abbiamo la casa della confraternita, la casa della contadinanza, no? E la più antica chiesa di Udine, la chiesa di Santa Maria col campanile e il famoso angelo dorato sopra che ci indica la direzione dell'evento. Ma in realtà all'origine qui c'erano anche delle case che poi sono state demolite, cioè praticamente l'antica Udine della preistoria in pratica era tutta quanta abbarbicata al colle. La seconda cosa, il secondo aspetto per cui questo colle è importante è che quando poi Udine nel 200 si è sviluppata come città,
verso ovest, no? A cominciare dal Mercato Vecchio alla base del colle, ha assunto una forma la cui matrice è proprio il colle. Più esattamente proprio il punto dove siamo adesso più o meno, che ha guidato tutte le linee geometriche secondo cui si è sviluppato il centro storico. Lo vedremo adesso che andremo giù. Prima di andare giù, vediamo che cosa è il panorama, questa città di sopra. Sì, questo, e quindi possiamo vedere che da questo colle si vede tutta la pianura circostante ed è per questo che è stato utilizzato come presidio militare. Quindi sul lato ovest, dove il cupolone del Tempio Ossario ci indica lo sviluppo primario della città di Udine quando ha cominciato a svilupparsi come città. Sul lato est vediamo lo spazio arriva fino alle colline, alle Alpi Giulie, alle Prealpi Giulie e se possiamo capire, anzi non lo vediamo, ma dobbiamo sapere, oggi si vede poco, ma in questa direzione guardiamo proprio verso le valli del Natisone dove si è svolta la prima guerra mondiale e il colle era il punto dove i generali salivano con i giornalisti e osservavano i bagliori della battaglia che avveniva lì, no? E i giornalisti si informavano di come andava la battaglia. Ecco, questi erano i servizi che venivano fatti. Sul lato nord potremmo vedere i Musi e tutte le altre montagne che circondano questo che non per niente quasi capisce perché Ippolito Nievo l'ha definito come piccolo compendio dell'universo, ma quella che vediamo che spicca è la prima cerchia di colline, sarebbe la prima cerchia morenica, no? Che appunto caratterizza il paesaggio collinare a nord di Udine, rispetto al quale il colle è un'anomalia perché si vede che è molto lontano, è una cosa isolata, per cui c'è sempre un po' di mistero che ha dato origine a molte leggende. In effetti dal punto di vista topografico questo luogo è un po' una stranezza, no? Per questo ha dato luogo a tante leggende e per questo ha tanto fascino. È il momento di scendiamo nella città. Da quale parte andiamo? Beh, ci sono due possibilità. Guardando il castello potremo scendere dal lato destro dove inforchiamo uno scalone e arriviamo subito all'Arco Bollani, che è l'ingresso al Colle del Castello e la sua uscita ovviamente, e l'altro invece è a sinistra, che è la famosa rampa, no? Pavimentata in cubetti rossi, che fiancheggia il porticato dell'Ippomano, che è una delle preziosità di questo luogo e che era poi il percorso che il patriarca faceva per venire nella sua residenza, che fino all'avvento di Venezia era qui sul colle, e anche appunto per visitare i magazzini che erano qui sul colle sostanzialmente. Una delle ragioni per cui Udine è stata scelta come capitale del patriarcato, e lì la chiave che ha generato lo sviluppo di Udine, è proprio perché c'era appunto già una residenza del patriarca e c'erano anche dei magazzini di derrate che erano in grado di rifornire un insediamento urbano. Siamo arrivati in fondo alla discesa, siamo arrivati al piano di città e ci arriviamo attraverso l'ingresso uscita, che è questo bellissimo manufatto, opera del Palladio, noto come Arco Bollani, fatto nel 1556, come è scritto nella targa sul muro. Ecco. E arriviamo finalmente al centro laico e commerciale della città. Siamo arrivati intanto a Piazza Libertà, che è stata l'ultima piazza di Udine ad essere fatta nel Medioevo,
fra Medioevo e Rinascimento, perché prima qui in mezzo alla piazza c'erano solo delle case, no? Che sono state demolite appunto per fare una piazza di prestigio per la città che riteneva di non averla. E per capire meglio le cose ci introduciamo nella loggia del Lionello, che rievoca un po' il palazzo ducale a Venezia, però in realtà ha delle sue caratteristiche che la rendono molto originale rispetto al modello. Spiegami, Amerigo, il significato di questo posto. Volentieri, e qui siamo proprio nel centro di Udine, siamo all'interno della loggia del Lionello, che è una meravigliosa loggia che è annessa al luogo di governo della città, dove c'è sempre stato il maggior consiglio del governo della città, il governo comunale, no? Il governo veneziano era in castello, nel palazzo del luogotenente, qui c'era invece il governo comunale, un luogo meraviglioso che si trova proprio all'incrocio di due piazze, una è Piazza Libertà e una è il Mercato Vecchio, che è proprio la matrice del cuore di Udine. Piazza Libertà in realtà non è stata, come dicevo prima, una piazza che esisteva dall'origine dello sviluppo della città, ma è stata creata dopo, all'indomani dell'avvento di Venezia, ecco, dove appunto si considerò che la città non disponeva di un centro civile di prestigio e quindi appunto si provvide a rimaneggiare la piazza in modo da creare questo spazio meraviglioso, all'apparenza fatto disordinato, ma in realtà invece è un unicum spaziale che è definito dalla loggia di San Giovanni, dalla loggia del Lionello, dalla facciata del castello, no? Del castello, dall'orologio che ha segnato la vita per secoli, la vita degli udinesi, no? E da appunto una serie di case antiche che sono verso il sud della piazza. Dicevo, è stata rimaneggiata appunto perché per farla si è arretrata la loggia di San Giovanni e si è rifatta e ampliata la loggia del Lionello e si sono abbattute delle case che erano nel mezzo. Va bene, Amerigo, andiamo nel Mercato Vecchio. Andiamo, qui si vale Andiamo, che ne perché dici? noi andiamo all'origine del centro storico di Udine. All'origine, È qui che esattamente. è di qui che è partito lo sviluppo di Udine come città. Andiamo. Amerigo, tu hai sempre parlato di Mercato Vecchio. Spiegami qual è l'importanza di quello posto. È una importanza veramente di non poco conto, diciamo che è un'importanza primaria perché questo è il luogo matrice di tutta la struttura e di tutta la forma del centro storico di Udine. Come vedete è stata considerata per alcuni decenni come una strada, ma solo per fare omaggio all'automobile, ma da qui si può constatare che questa non è
un elemento di un asse, di un presunto asse stradale da Porta Aquileia a Piazzale Osoppo, ma è uno spazio a sé al quale si converge da tutte le parti del territorio. Il suo carattere è quello, evidentemente, ora che è stato restituito finalmente dopo 50 anni di assurde polemiche alla sua funzione pedonale, che è quella propria del mercato, finalmente possiamo ammirarla nella sua qualità spaziale, che prima era andata persa con la sistemazione del pavimento in funzione del passaggio delle automobili. Si vede l'assurdità di considerarla come una strada dal fatto stesso che è a larghezza variabile, molto stretta verso nord e molto larga verso sud, circa da 7 metri passa a 20 metri, e nessuna strada può essere fatta con questo criterio. Ma poi i fondi, le estremità sono chiuse. Cioè questo è uno spazio chiuso, non è uno spazio aperto. Da un lato c'è la loggia del Ionello, che invita ad entrare nella loggia del Ionello, non a proseguire verso via Vittorio Veneto. E dall'altra parte è chiusa dagli edifici che stanno su Piazzetta Marconi. Che sia la matrice del centro storico, si vede dalla sua forma, che non altro è dovuta a voler fasciare il piede del colle. E da questo arco poi si è proiettato tutto lo sviluppo del cuore di Udine attraverso, come possiamo vedere, attraverso il ventaglio dei vicoletti che ci sono dalla loggia del Ionello fino a Vicolo Pulesi, poco prima di Piazzetta Marconi. Come vedete, questi vicoletti non sono paralleli fra di loro, ma tutti convergono in un punto virtuale che era quello dove stavamo noi, alla cima del colle. Adesso noi prenderemo uno di questi vicoletti e arriveremo a Piazza San Giacomo, che costituisce lo sviluppo che Udine ha avuto pochi anni dopo aver creato il mercato vecchio. Ci sono stati voluti veramente pochi anni. Il mercato vecchio, che era questo, si è rivelato insufficiente e ha dovuto essere integrato con il cosiddetto Marciate Neuf, il mercato nuovo, l'attuale Piazza San Giacomo, Piazza Matteotti, che adesso andremo a vedere. Voglio ancora sottolineare una cosa: come si vede, il fatto che questa non sia una strada ma una piazza, è una piazza italica essenzialmente, è dimostrato dal fatto che lo sviluppo del mercato non è stato fatto lungo la via Riva Bartolini e la via Gemona da un lato e verso Vittorio Veneto dall'altra parte. Lì ci sono negozi singoli, ma il mercato, per il suo sviluppo, siamo andati verso ovest in una sua diramazione. Io basto a me stessa, sto bene come sono e dove giaccio. Voi che entrate, fatelo con delicatezza e lentamente. Io sono nata per dare e per trarre piacere. Non pensate di mantenere la stessa baldanzosa e chiassosa velocità con cui avete percorso le strade che arrivano a me. Confliggereste con la legge, che mi fa diversa da tutte le altre fate della città. Legge della dolcezza e della lentezza e del parlar basso, che per chi sfiora le mie forme è nello stesso tempo obbligo e godimento. Se pensate di non rispettarla, tornate indietro, e se proprio dovete passare oltre, fatelo un po' più in là. Andiamo per prendere il caffè italiano Amerigo, che ne dici? Beh, questa direi che è una buona idea. Buona idea? Andiamo. Questa è piazza a 3 nomi, Amerigo. Che storia? 3 nomi? Sì, puoi chiamarla in tutti i modi che vuoi, però resta comunque il fatto incontrovertibile e costante che è una piazza bellissima. Il nome fondamentale è Marciate Neuf, il mercato nuovo, che ci dice proprio che ruolo ha avuto nello sviluppo di Udine. Come dicevo prima, il mercato vecchio è stato il mercato originale, che è stato fondato praticamente, è diventato così
a partire dal 1223, però dopo entro la prima metà del secolo, non siamo neanche arrivati alla metà del secolo, che si è sentita l'esigenza qui a Udine, a causa del tumultuoso sviluppo, di un'estensione del mercato, e questo mercato fu sviluppato creando Piazza San Giacomo, che è il secondo nome, che prende appunto il nome dalla chiesa di San Giacomo, che vediamo qui alla mia destra, voluta dai commercianti del luogo appunto per devozione, per protezione della loro attività, e anche dal punto di vista pratico quel balcone che si vede là serviva proprio per parlare alla folla, agli iscritti, no? Quindi diciamo che ha un ruolo molto importante nell'attività economica udinese. Va bene, ma quali sono le caratteristiche di questa piazza? Beh, innanzitutto, come vedete, dal punto di vista spaziale è di una qualità unica ed è molto ricca di elementi. Ci sono i portici, c'è una piazzetta minore, che è piazzetta del Pozzo, dove c'erano dei pozzi della città, c'è la chiesa di San Giacomo, no? San Giacomo è il nome con cui viene comunemente chiamata oggi la piazza, il suo ultimo nome, Piazza Matteotti, in omaggio all'onorevole Matteotti, non viene praticamente mai usata. San Giacomo è nella tradizione dei cittadini udinesi, ma quello che più interessa sapere è quello che non appare ad una prima vista, cioè il fatto intanto che sia profondamente integrata con Mercato Vecchio. Questa piazza è figlia di Mercato Vecchio ed è figlia del Colle. All'apparenza potrebbe sembrare una forma quadrata, e invece tutti si stupiscono quando scoprono che in realtà questa è una piazza a forma trapezia. I lati del trapezio divergono verso la chiesa di San Giacomo e convergono verso il Colle. Se prendiamo una pianta di Udine e prolunghiamo questi lati divergenti della piazza, vediamo che si uniscono proprio sulla facciata del castello. Quindi vuol dire che nello sviluppo Udine ha seguito spontaneamente, no, quelli che erano i suggerimenti, per così dire, geometrici e prospettici che il luogo stesso, la topografia stessa del luogo regalava ai costruttori. Quindi Amerigo, dove stiamo andando adesso? Adesso, coerentemente con quanto abbiamo detto finora, cioè che non stiamo visitando la città per oggetti, ma attraverso le relazioni che ne costituiscono la struttura, proseguiamo su questo circuito e andiamo a vedere come si conclude la costruzione del primo del primo centro storico di Udine, cioè il suo cuore. Andiamo in un posto molto significativo, che è appunto il passaggio delle mura della seconda cerchia. Posto stiamo adesso, Amerigo? Adesso siamo di un posto particolarmente significativo, perché è il limite dello sviluppo del primo centro storico di Udine, del cuore del centro storico, quello che ha dato il là a tutto lo sviluppo della città. Siamo proprio in corrispondenza delle mura cittadine della seconda cerchia. La prima cerchia
era sul Colle del Castello. E poi quando la città si è sviluppata con il primo cuore, che vediamo qui di infilata su piazza San Giacomo, è stato fasciato dalle mura cittadine della seconda cerchia. Come vediamo su queste mura sono state costruite anche volumi edilizi, case, bar, negozi di vario tipo. E quello che è notevole è che poi questa seconda cerchia sarebbe stata parte anche della terza cerchia, cioè quella che, agganciandosi ad essa, ha avvolto poi l'ulteriore sviluppo del centro storico di Udine, che è quello che è avvenuto all'interno dell'antico castelliere di 15 ettari a sud-ovest del Colle e che avvolge la città dal Colle, dall'Arco Bollani, da via Rialto, per chiudersi poi passando per la circonvallazione di via Crispi, via Gorghi e via Piave e a Piazza Patriarcato, come vedremo, su Porta Manin. Abbiamo trovato l'acqua, Amerigo. Cosa significa questo, l'acqua, quel parte? Questo è un grande significato. Questa che vediamo è un angolo meraviglioso di Udine, la roggia di Udine, che insieme alla roggia di Palmanova, che vedremo su piazza Primo Maggio, sostanzialmente ha consentito lo sviluppo urbano di Udine. Prima era a Mercato Vecchio, poi con lo sviluppo del cuore è stata progressivamente spostata finché appunto non è stata definitivamente fissata in questo punto. Amerigo, mi stai portando in tondo. Stiamo andando per un caso oppure ha un significato? Dimmi. No, non stiamo andando a caso, ma stiamo seguendo un circuito preciso dove tocchiamo tutti i punti significativi dello sviluppo che ci illustrano lo sviluppo della città. Noi qui siamo all'incrocio fra via Zanon e Borgo Poscolle e già possiamo notare come la curiosa somiglianza fra via Zanon e il Mercato Vecchio, e infatti anche questa potremmo considerarla una piazza lunga, o almeno lo era prima dell'apertura di via del Gerso e prima dell'apertura di via Cosattini. Vediamo che è in curva, vediamo che ha larghezze progressivamente decrescenti, esattamente come Mercato Vecchio, e come Mercato Vecchio ci fa vedere, insieme alle vie intermedie, via Canciani, via Sarpi, come lo sviluppo urbano del centro storico di Udine sia partito dal Colle suggestivamente come un sistema a onde, no? Parallele ai piedi del Colle. Vediamo che la caratteristica urbanistica di Borgo Poscolle è quello di una comunità artigianale a suoi tempi anche contadina, che si differenzia dal cuore e che è stata incorporata fasciandola con una quarta cerchia di mura che avvolge anche l'altro borgo storico caratteristico, che è Borgo Grazzano. Adesso ti porto nel luogo delle meraviglie, quelle cose che uno non si aspetta che invece esistono. In questo modesto cortile
vedrai cosa troverai. Ecco, guarda. Questa è l'antica Porta Poscolle. Avreste mai immaginato di trovarla in un modesto cortile all'interno del centro storico? Eppure una volta, provenendo da ovest lungo Borgo Poscolle, si entrava in città attraverso questa porta, che era anche una bella porta imponente, anche se semplice nei suoi caratteri costruttivi. Amerigo, mi pare un ambiente diverso fuori di Udine, che appena abbiamo visto, no? Bravissimo, vedo che comincia a penetrare nello spirito di Udine, bravo Washid. E in effetti è così. Qua siamo in una parte del centro storico di Udine che ha delle caratteristiche diverse, anche se siamo nel centro storico. Si è sviluppato non proprio contemporaneamente al cuore, quasi subito dopo, con la scelta della nuova cattedrale, del luogo della nuova cattedrale da parte del patriarca. I criteri con cui è cresciuto però sono del tutto diversi da quelli del cuore, e in particolare questa piazza si noterà che è perfettamente rettangolare, perché in effetti non era stata pensata come una piazza. Qui c'era un palazzo, il palazzo della Torre, che è stato demolito per punire delle malefatte la famiglia della Torre, che evidentemente avevano dato non pochi fastidi al doge di Venezia, e quindi dalla demolizione del palazzo è risultata questa piazza, che è in realtà una piazza geometricamente definita, circondata da palazzi di tutti gli stili, quelli più antichi come quello che vediamo qui sulla mia sinistra, ad quell'edificio di Provino Valle che invece è novecentesco. Qui abbiamo un condominio, lì addirittura abbiamo una ricostruzione per trasporto del cosiddetto Palazzo Veneziano, che prima stava vicino all'attuale municipio, e alla fine l'ambiente è diventato una piazza del centro storico. Ecco, questo è un punto molto significativo, perché come da Piazza del Pollame parte Borgo Poscolle, qui parte il Borgo Grazzano. E come vicino a Piazza del Pollame c'è la Porta Poscolle antica, qui c'è quello che rimane, vedete quella striscia di mattoni sulla sinistra, la Porta Grazzano, che poi vide in veste di eroine le donne di Udine. Mi avevi detto questo posto particolarmente importante, perché? Sì, perché qui osserviamo in contemporanea tantissime cose del centro storico di Udine. Intanto vediamo come questa parte del centro storico sia più squadrata viabilisticamente e anche interessata da edifici moderni oltre che antichi. C'è un incrocio fra antichità e modernità. Ed è importante perché mette in relazione direttamente un asse della città importantissimo come via Savogliana, che collega direttamente, funzionalmente, il municipio addirittura con la stazione. Proseguendo diritti di qua arriviamo infatti a via Roma e alla stazione.
E poi vediamo anche tutta una serie di interventi impropri che sono stati fatti nel Novecento, che hanno un po' alterato le caratteristiche del centro storico, a cominciare dall'apertura di questa, allargamento di questa strada, che ha alterato la prospettiva del Duomo, che prima era una lenta conquista ed emergeva e è saltato all'interno del tessuto urbano, e adesso invece vede molto diminuita la sua importanza per questo intervento improprio. Allora, Amerigo, mi sembra siamo arrivati in un posto ricchissimo di cose, anche più bello. Cosa ne dici? No? Sì, vi complimento per la sensibilità, Rashid, perché in effetti qua c'è di tutto e c'è di più, no? C'è ovviamente importantissima la proiezione verso via Aquileia e Porta Aquileia, che diciamo è stato in fondo un ingresso principale della città, che mette in relazione con l'antica capitale del patriarcato, che era Aquileia. Ecco. E dall'altra parte vediamo come questo asse vada a confluire proprio sul cuore laico civile di Udine, che è Piazza Libertà. Siamo sul retro del Duomo con il suo campanile, e poi di qui vediamo via Lovaria, che sembra un vicoletto, ma in realtà ha un'importanza enorme per la storia della città, perché è stata aperta apposta dal patriarca per creare una connessione diretta fra il Duomo e il palazzo patriarcale costruito per ospitarlo dopo che il palazzo sul castello, il palazzo sul colle era stato riservato al luogotenente veneziano. Che bello questo posto, Amerigo. Che verde, finalmente un po' di verde lì, no? Sì, è effettivamente molto bello. C'è la roggia di Palma, ci sono i giardini ricasoli, c'è questo verde al di là dei giardini ricasoli, e in effetti però bisogna anche dire che alle volte l'apparenza anche un po' inganna, perché in realtà questa è l'unica piazza barocca di Udine, in cui la sistemazione attuale costituisce sia una separazione di tipo funzionale, sia un pericolo, perché come potete vedere per arrivare a Palazzo del Patriarca, che sta lì di fronte a noi, e che come abbiamo visto il Patriarca aveva costruito in stretto collegamento con l'abside del Duomo, bisogna superare questo parcheggio, bisogna superare una strada che ha 4 corsie, e al di là di queste 4 corsie c'è qualcosa che è di un tesoro preziosissimo, che di qua non si nota, e che sono le gallerie del Tiepolo e il museo diocesano. Amerigo, noi siamo fuori o dentro di centro di Udine? Lì. Beh sì, la domanda è interessante perché consente di precisare alcune cose. Qui siamo all'interno del centro storico di Udine, e precisamente all'interno della quinta cerchia, perché la terza cerchia è quella che chiude lì
approssimativamente dove sono quei palazzi con i bar sotto, e chiudeva la terza cerchia all'altezza in corrispondenza di Porta Manin o Porta San Bartolomeo, e quindi siamo fuori dalla terza cerchia e anche fuori dalla quarta cerchia, che come abbiamo visto fascia Borgo Poscolle e Borgo Grazzano. La quinta cerchia è molto più in là, no? È molto più in là, sta in fondo a Viale Ungheria, che vediamo lì di infilata, sta in fondo al gioiellino, a quel gioiellino di strada che è via Treppo, in fondo al quale si trova il nuovo teatro di Udine, quindi è una strada che è importante non solo in sé, ma anche per il respiro che dà a Udine, l'importanza, il valore che aggiunge a Udine, e dall'altra parte abbiamo l'ingresso appunto al cuore di Udine attraverso Porta Manin. Ma siamo ancora nel centro storico e qui c'è qualcosa di diverso. L'impianto del centro storico di Udine è di tipo medievale, anche se ci sono edifici di epoche successive, ma la struttura viabilistica delle piazze, il modo di collocare gli edifici è fatto con i criteri dell'arte di costruire la città del Medioevo. Questa però è l'unica che si differenzia, diciamo che è l'unica piazza barocca di Udine proprio per la sua particolare spazialità, fatta di edifici lunghi come il Palazzo Patriarcale, come il Palazzo del Conservatorio, ex Tribunale, e come l'altro fianco evidentemente. È una piazza che ha proprio le caratteristiche di una piazza barocca. Va bene Amerigo, siamo tornati da dove eravamo partiti, piazza Primo Maggio. Proprio no? così, siamo ritornati, abbiamo chiuso il circuito che ci ha consentito di toccare i punti notevoli che ci illustrano lo sviluppo e le qualità della città. E qui abbiamo una visione panoramica da dedicare a questa piazza, che in realtà è improprio chiamare piazza perché andrebbe più vista come un parco verde di carattere sovracomunale, quindi di attrattiva che va ben al di là della città. E qui l'attrattiva potrebbe essere veramente tanta, perché a parte che c'è il colle con il castello, il campanile, l'Angelo e il liceo Stellini e tanti altri edifici importanti. Più in fondo lì vediamo a parte l'autobus che passa adesso e che appena va via ci consentirà di vedere meglio, il parco dell'ex Banca d'Italia, che sarebbe bene recuperare e reintegrare a Piazza Primo Maggio. Purtroppo questo grande polmone verde ha una sistemazione veramente incresciosa, con questa massa di lamiere parcheggiate e con una sistemazione delle lisse del prato centrale che assomiglia più a quella di un campo boario piuttosto che alla qualità del suo modello di riferimento, che è il prato della Valle di Padova. Grazie Washed, fa piacere vedere che quello che si è detto viene ascoltato e anche apprezzato, visto che ha espresso il desiderio
di leggere il mio libro, te ne ho portato una copia così potrai soddisfare questa intenzione. Buona lettura naturalmente. E con questo possiamo dire che abbiamo concluso il nostro giro proprio nel posto più adatto e possiamo così anche spiegare le ragioni del titolo del libro, Udine è bellissima. Si chiama così non perché è una guida turistica, non abbiamo descritto nel giro che abbiamo fatto in precedenza i vari edifici, i vari oggetti che ci sono in Udine, ma abbiamo cercato di capire insieme quale sia stato il criterio con cui è stata prodotta tanta bellezza di Udine. E dal circuito che abbiamo fatto abbiamo toccato i punti significativi che fanno vedere, che veramente dimostrano come Udine sia originale e unica, anche rispetto alle altre città medievali del nord-est come Treviso, Padova, Verona. Ha una sua specificità che merita di essere valorizzata e le ragioni stanno proprio nell'applicazione integrale dei criteri di costruzione della città che sono propri del Medioevo, epoca in cui Udine dal primitivo villaggio si è sviluppata grazie al patriarca Bertoldo in città, diciamo dal 1223 in poi. E noi ci troviamo nel punto in cui questo sviluppo del centro storico è arrivato alla sua massima espansione, cioè in corrispondenza della quinta cerchia che si aggiunge alle altre 4 precedenti e con la quale la superficie di Udine in pratica è praticamente triplicata da 64 ettari che sono il cuore del centro storico che abbiamo visto, di oltre 200 ettari che sono compresi nella quinta cerchia. Porta Aquileia è l'ultimo residuo delle mura urbane distrutte, demolite nella seconda metà dell'Ottocento e che ha come altri esempi solamente la Porta Manin e la Porta Villalta. E con questo sarebbero tante altre cose da dire, che dovremmo parlare delle periferie, di come si è espansa Udine oltre questa quinta cerchia muraria e ci saranno prossime occasioni. Intanto buona lettura, come rinnovo l'augurio, insomma, no? E grazie. Grazie davvero Amerigo per raccontarmi la storia, avermi accompagnato. Alla prossima. Ciao. Ma quel posto, no, ma che bello posto questo Amerigo. Va bene, andava bene. Perché? Ma che bello posto. Va bene, questo posto.